La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Cioè, non esiste che la comunità scientifica, e non sono i talk show, sono il comitato tecnico scientifico, entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola. L'appello di Zaia alle istituzioni scientifiche è quello di tutte le regioni chiamate in queste ore a mettere nero su bianco un protocollo definitivo di proposte da portare al governo con le possibili misure per il ritorno a scuola in sicurezza. Bocciata la distinzione tra vaccinati e non, sul piatto ci sono fra l'altro quarantene diversificate per classi d'età e numero di positivi. Tutto da discutere e approvare, ma CTS e Istituto Superiore di Sanità dicono in coro le regioni devono prendersi la responsabilità di decidere su dati certi. Il primo passo chiave, secondo Zaia, è quello della autodiagnosi, avere il coraggio di portare il test fai da te nelle scuole, come si fa in Gran Bretagna o Israele. Penso che sia giunto il momento di accogliere anche l'appello di CDC, che è l'organo internazionale delle pandemie, che dice di utilizzare i test fai da te, e direi che la scuola è un'ottima occasione, un ottimo contesto per avviare questi screening. Tutto questo mentre a 6 giorni dalla campanella il Veneto fa registrare il record assoluto di contagi in 24 ore, 16.602, dato da brividi che va tuttavia calcolato in rapporto all'enorme mole di tamponi fatti ieri, 153.227, e che se rapportato al dicembre 2020 dimostra ancora una volta la potenza dell'arma vaccinale. Vuol dire che c'è alta contagiosità di questa variante, vuol dire che 4 giorni del dicembre 2020 valgono come una giornata di contagiati di oggi, ma soprattutto il fatto che siano molti vaccinati ci permette ancora di avere una gestione degli ospedali assolutamente buona e avere anche mortalità basse rispetto all'anno scorso.